una conferenza stampa a Roma là. Quello che dico io poi sfogliarlo, poi non hanno fatto perché non è facile. Partiamo. Oggi è un giorno abbastanza l'ozio per me, non ti ripeto, ma insomma, ho detto prima alla ragazza, lo permette per apprezzare le cose belle, nel suo elenco le cose brutte, così per tirare in salto le cose belle. Quello per un pochino ci lascia e che dire, vorrei smettere che oggi vorrei smettere anche io ad essere presidente di Scuola Vaschi, però stamattina riflettevo e ho detto no, devo continuare perché devo aspettare che torni Firenze. E questo garantisco quello che dico è vero, non ci vedete uguale, dico tante difficoltà. Quest'uomo che per me è come un figliolo e io lo ringrazio per tutto quello che ha dato, che è stato tantissimo. Vorrei dire volevo parlare prima di te, complicato le cose. No, Il ruolo che pone. Quello che voglio dire per prima cosa è possibile, è vero. Il mio sogno si è realizzato. Deve dare il tributo. Siamo partiti un po' di anni fa e continuavo un sogno, era quello di vedere l'esperienza la mia è stato lungo, non tantissimo, ricco di tante emozioni. Man mano poi quest'anno con la promozione. Questo è quello che ci tenevo per prima cosa a dire. In secondo luogo ho visto che in questi 9 anni non sono stati solo sportivi. Sono creati dei rapporti umani molto intensi con Roberto per primo, come lui ha ricordato è stato un primo testimone e con alcuni sponsor che c'è da più tempo, soprattutto Antonio Caso, chi è venuto da poco, però è stato decisivo in quest'ultima fase per crescere ancora di più. Mi riferisco a Fabrizio Tesi, insomma, a cui mi lega anche un'amicizia
particolare. È molto dura cambiare direzione, nel senso che con Pistoia spero di aver dimostrato quanto attaccamento ci sia. Ora credo che in questo momento ci siano tanti impegni per Pistoia, nel senso che c'è una nuova sede, c'è da affrontare nuove sfide. Le persone che ci sono dentro stanno cercando di fare il possibile per far sì che questo grande traguardo vada avanti, questo sogno di aver riportato Pistoia in Serie A vada avanti. Credo che la prima cosa che posso fare è di nuovo esprimere gratitudine a tutte quelle persone che stanno contribuendo a questo progetto. Parlo delle persone che personalmente ringrazio, le persone che lo fanno non percependo nulla, lo fanno per passione, lo fanno insomma le tante persone che ora elencare sarebbe molto lungo, ma ricordo, hanno un vivo ricordo dentro di me. Un ringraziamento speciale proprio a tifosi, che mi hanno dato quella spinta in più per cercare di dare il meglio di me. Certe cose dette o fatte in questi anni sono indelebili. Per quello che riguarda direttamente la mia scelta, credo che debba essere il più onesto possibile. La volontà della società è stata quella di volermi confermare. Io avevo un contratto, però per le difficoltà che vi ho detto che ci sono, mi hanno proposto di rimanere, di allungare un altro anno, però di rinunciare a un po' di soldi che avevo sul contratto. Questo per me, come è accaduto negli anni passati, poteva essere non il grande ostacolo, ma diciamo che quello che mi ha poi fatto propendere per andare a fare questa nuova avventura è stato il discorso dell'importanza tecnica che possa avere all'interno di questo nuovo gruppo, nel senso che sapete bene che l'anno prossimo quello che saranno i giocatori determinanti saranno gli americani. Sinceramente ancora io mi sento
deve essere trainante e determinante tecnicamente per una squadra. Ancora mi sento bene, perciò vorrei, per prima cosa ho pensato a questo, io devo pensare che io vengo apprezzato per quello che poi, oltre che umanamente, per i rapporti che si sono creati in questo momento, quello che poi faccio in campo. E io ancora sento il bisogno, almeno per adesso, di avere questo ruolo fondamentale all'interno del gruppo. Questo è quello che mi ha fatto pendere più dalla parte di Barcellona. Davvero, con Roberto, per noi si è creato un rapporto unico. Vado via, non come ha detto lui, con un arrivederci, no? con altre parole, perché è quello che mi sento che le ragioni insomma che ho dato. Poi ora non so se qualcuno, non sono stato chiaro, mi sono spiegato male.